Esce di strada con l'auto e finisce nel canale, morto a 33 anni Gaspare Gasparini di Spinea. La tragedia in via Frassinelli ad Asseggiano. Nessuno ha assistito all'incidente, la vettura notata capovolta da alcuni passanti. Autonomia, soddisfazione nel centrodestra veneto per la bocciatura del referendum di abrogazione della legge Calderoli, ma le opposizioni insistono, non ce n'era più bisogno, riforma già stroncata dalla consulta. E sul pronunciamento della Corte Costituzionale il commento del direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli, che parla di attacco all'autonomia sventato. La nostra famiglia è molto vicina a quella di Alberto Trentini. Paola Defendi, madre di Giulio Regeni, esprime solidarietà alla famiglia del giovane veneziano detenuto in Venezuela da novembre. 2 giovani sono stati denunciati dai carabinieri del Lido, avrebbero tagliato le gomme a diverse auto in sosta dopo aver inviato lettere minatorie ai proprietari. Ha raccontato ad un'anziana di Ceggia che la figlia era stata arrestata per un incidente stradale, che doveva consegnare i soldi della cauzione, 45enne straniera arrestata per truffa. Grande successo al Cinema Rossini per l'apertura della 6ª edizione del programma permanente della Biennale. Fino ad aprile ogni settimana verrà presentato un capolavoro recentemente restaurato. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli di oggi e cominciamo ora con le notizie che purtroppo ci riferiscono dell'ennesima tragedia della strada verificatosi nel veneziano. Un giovane di 33 anni di Spinea è uscito di strada con l'auto che si è capovolta in un canale. La tragedia in via Frassinelli ad Asseggiano. Ad accorgersi dell'auto finita rovesciata nel fossato sono stati questa mattina, poco dopo le 9, alcuni passanti che hanno subito allertato i soccorsi e ben presto si è avuta conferma della tragedia. Nella vettura c'era il corpo senza vita di Gaspare Gasparini, 33 anni, residente a Spinea, a pochi chilometri dal luogo dell'incidente. L'uomo era alla guida del mezzo, finito fuori strada in via Frassinelli ad Asseggiano, vicino al confine con Martellago, dove la strada diventa via Dosa. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco arrivati da Mestre, da Vicenza con il nucleo sommozzatori e di volontari di Mirano. L'auto, capovolta nel canale di Scolo Dosa, è stata recuperata con l'autogru. Nulla da fare purtroppo per il giovane. Il medico del SUEM non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Nessuno ha assistito alla fuoriuscita dell'auto ed in un primo momento si temeva che potessero essere rimaste coinvolte anche altre persone, magari trascinate fuori dalla corrente. Per questo i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno lavorato alcune ore a scandagliare il canale per escludere il coinvolgimento di altri. Sul posto, per indagare sulle cause dell'incidente, la polizia locale. Profondo il cordoglio per la tragedia, l'amministrazione comunale di Spinea si stringe alla famiglia di Gaspare Gasparini. La data dei funerali non è ancora stata fissata. La politica, ora forte soddisfazione nel centrodestra veneto per la bocciatura del referendum di abrogazione appunto della legge Calderoli. Ora il Parlamento può riprendere l'iter della riforma verso l'autonomia. Si mette una pietra tombale sul grande dibattito del referendum contro la legge Calderoli, quindi contro sostanzialmente l'autonomia, e si inizia a lavorare con serenità e io spero anche con la possibilità di dialogare con l'opposizione. L'oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Con questa formula la Corte Costituzionale ha respinto la richiesta di referendum di abrogazione della legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Le motivazioni della sentenza saranno rese note in seguito, ma in ogni caso il pronunciamento della consulta ha già messo un punto fermo sul futuro della riforma. Abbiamo difeso fino in fondo l'autonomia e anche abbiamo portato le nostre ragioni. Abbiamo portato nella prima fase a dicembre nel ricorso delle 4 regioni contro la legge Calderoli e l'abbiamo portata da soli, eravamo l'unica regione presente, anche ieri in sede di Corte Costituzionale, difendendo le ragioni dell'autonomia e quindi sostenendo il no al referendum. L'assessore Roberto Marcato usa una metafora sportiva. Veneto 1, Roma 0. Finalmente hanno respinto quella richiesta di referendum che avrebbe negato la volontà di un popolo, il popolo veneto. È una bella giornata per noi veneti. In Consiglio regionale è anche l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.
Ci piacerebbe vedere una sinistra, soprattutto in Veneto, che non va costantemente contro la volontà dei veneti che si sono espressi con un referendum nel 2017 al 98,1%, ma che in qualche modo si mette a dare una mano per far arrivare questo diritto sacrosanto dei veneti alla nostra regione. Ma cosa succede adesso? A dicembre la Corte Costituzionale aveva depositato un'altra sentenza in cui dichiarava illegittimi 7 punti dell'autonomia differenziata, così come prevista dalla legge Calderoli. Che l'iter riprende e naturalmente verrà fatto anche con gli aggiustamenti che sono stati richiesti, con quelli parziali illegittimità, perché bisogna poi dire le cose come stanno, quindi non stiamo parlando di illegittimità della legge ma di alcuni passaggi che devono essere corretti, e penso che il Parlamento abbia la forza di fare questo, naturalmente supportato dal governo. Che la legge Calderoli non è una legge contro la Costituzione, ma è una legge che dà applicazione a un principio che è inserito in Costituzione, che è quello dell'autonomia differenziata. Il principio c'è, poi nella sua applicazione possono essere definite alcuni parametri, elementi che adesso il governo andrà a definire. Anche senza bisogno del referendum, la riforma Calderoli era già stata bocciata a dicembre dalla Corte Costituzionale, così le opposizioni in Consiglio regionale che si dicono disposte a discutere la riforma con la maggioranza. Il referendum con la proposta di abrogazione della legge Calderoli sull'autonomia differenziata non ci sarà, ma la delusione tra chi nei gruppi di opposizione in Consiglio regionale avrebbe voluto che sul tema si esprimessero i cittadini è mitigata da un'altra sentenza della Corte Costituzionale, quella che il mese scorso aveva dichiarato incostituzionali 7 punti della riforma. È una vittoria di Pirro, possiamo dirlo, perché sì, non si farà il referendum, benissimo, ma la legge deve essere ripresa completamente, rivista, corretta e riavviata, per cui stiamo a vedere, intanto noi stiamo a vedere cosa succederà e quando questa legge andrà in porto, se andrà in porto. La critica alla legge Calderoli non è una presa di posizione contro l'autonomia, dicono dal Partito Democratico, ma di come questa possa e debba essere realizzata. La riforma costituzionale del 2001 che ha messo in Costituzione le previsioni dell'autonomia differenziata l'abbiamo fatta noi, e noi abbiamo detto fin dall'inizio quali sono i paletti entro i quali eravamo disponibili a discutere anche con Zaia di autonomia. Non tutte le 23 materie, cosa che ha stabilito anche la Corte, non le materie bensì le funzioni, cosa che ha detto anche la Corte, non impostare l'autonomia in termini di contrapposizioni, indipendentismo e isolazionismo come ha fatto Zaia. Le opposizioni chiedono a Zaia di venire a riferire in aula e di essere franco, dice Elena Ostanel del Veneto Che Vogliamo. Deve dirci davvero come la sua maggioranza intenda dare più potere e risorse a territori e comuni e non meno come sta accadendo da tempo. Aperture al dialogo arrivano anche da Erika Baldini del Movimento 5 Stelle. Chiaramente nel rispetto di quello che già la Corte Costituzionale ha sentenziato, ovvero il rispetto del ruolo del Parlamento, che deve essere centrale in questa fase, e anche sulle competenze da affidare alle regioni, perché non si tratta di affidare generali competenze ma solo specifiche funzioni, quindi sono temi di cui la Corte Costituzionale ha parlato e di cui la legge deve tener conto. E sul pronunciamento della Corte Costituzionale che ha bocciato il referendum, il commento del direttore di Media Nord-Est, Luigi Baccialli, che parla di attacco all'autonomia sventato. Buonasera, la Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il referendum abrogativo dell'autonomia differenziata. Sono 7 anni che abbiamo questa bandiera con la scritta autonomia subito, sono passati tanti anni, troppi anni, e si poteva mai pensare che la Consulta smentisse se stessa dopo aver giudicato costituzionale proprio la legge Calderoli. Siamo alle solite, no? Guelfi e Ghibellini animati proprio da una furia iconoclasta nei confronti dell'avversario, l'avversario che non deve essere affrontato ad armi pari ma con trucchetti, tranelli, imboscate, come è successo in questi ultimi anni. Quindi è stato veramente merito del professor Mario Bertolissi, costituzionalista veneto, l'avere portato finalmente a termine questa battaglia, perché a questo punto tutte le balle che sono state dette, tutte le angherie che sono state fatte nei confronti dell'autonomia hanno a questo punto termine. D'ora in poi si andrà avanti, si dovrà intervenire proprio sui punti, sui 7 punti su cui la stessa Corte ha eccepito, e come ha detto il nuovo Presidente della Corte Costituzionale bisognerà costruire un passo alla volta un grande edificio. Quindi ormai
c'è uno spartiacque tra gli attacchi dell'autonomia e questa nuova fase. Come al solito si cerca di fermare gli avversari in maniera scorretta. Fateci caso, non esiste nel nostro vocabolario la parola fair play, perché qui si è pronti a tutto e si va avanti procedendo con gli uppercut e i colpi bassi senza esclusione di gesta e di azioni che possano compromettere il cosiddetto nemico. Dobbiamo collaborare per migliorare questo Paese, per renderlo più efficiente, soprattutto quando si parla di terzo mandato, secondo mandato. I mandati o ci sono dei tetti per tutti o i tetti devono sparire. Soprattutto deve sparire una legge elettorale che è la madre di tutti gli imbrogli e di tutte le scorrettezze, che non ci consente di votare i parlamentari, che sono votati dalle segreterie dei partiti e non dai cittadini. E questa vicenda dell'autonomia insegna. La nostra famiglia è molto vicina a quella di Alberto Trentini, è quanto afferma Paola Defendi, madre di Giulio Regeni, in riferimento al giovane veneziano arrestato in Venezuela lo scorso 15 novembre. La madre di Regeni dovrà essere ascoltata oggi come testimone nel processo a carico di 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'uccisione del ricercatore friulano. Ancora cronaca, ora 2 giovani di 18 e 32 anni sono stati denunciati dai carabinieri del Lido di Venezia, avrebbero tagliato le gomme a diverse auto in sosta facendo precedere il vandalismo con lettere minatorie ai proprietari. Entrambi sono accusati di danneggiamenti, uno anche di estorsione. Diverse auto in sosta al Lido di Venezia ritrovate dai proprietari con le gomme squarciate. Non solo, alcuni di essi hanno prima ricevuto delle lettere minatorie: se non paghi ti danneggio l'auto. Questa in sintesi la minaccia, che poi era stata effettivamente messa in atto. I fatti risalgono alla scorsa settimana, quando i carabinieri della locale stazione hanno ricevuto diverse segnalazioni di residenti che al mattino avevano trovato la propria macchina con le gomme a terra tagliate con un coltello. Dopo un minuzioso lavoro di indagine con specifici servizi di osservazione e analisi delle immagini della videosorveglianza, i militari dell'Arma hanno individuato 2 giovani di 18 e 32 anni italiani, presunti responsabili dei danneggiamenti. I 2 sono stati fermati la notte del 15 gennaio durante un appostamento dei carabinieri. Uno era in possesso di un coltello a serramanico. Entrambi sono stati denunciati per danneggiamento in concorso, uno anche per porto d'armi e oggetti atti ad offendere ed estorsione, in quanto autore delle lettere di minaccia ai proprietari delle auto vandalizzate. E proseguono le indagini delle forze dell'ordine sul giovane picchiato a calci e pugni in mezzo alla strada di fronte al bar nei pressi della stazione ferroviaria di Portogruaro. Un pestaggio violento che qualcuno ha anche ripreso con il cellulare, ed ora quel video è in possesso dei carabinieri che stanno indagando per trovare i responsabili. Vittima del branco un ragazzo rimasto ferito e poi accasciatosi a terra per alcuni secondi. Nei video si vede anche un'auto che stava circolando costretta a fermarsi perché la gang era entrata in azione. Il ragazzo non si è voluto far assistere dal personale medico del 118 e al momento non ha presentato denuncia, ma non è escluso che possa farlo in un secondo momento. Ha raccontato ad un'anziana che la figlia era stata arrestata per un incidente stradale e che doveva consegnare i soldi della cauzione. Una 45enne straniera è finita in manette per truffa. Sua figlia ha causato un incidente stradale. È con questa tecnica che una 45enne straniera avrebbe raggirato un'anziana di Ceggia facendosi consegnare contanti e preziosi. La donna si era fatta accompagnare in taxi a Ceggia, dove dopo un dialogo di pochi minuti si era fatta consegnare un borsello dall'anziana. Circostanze che hanno insospettito il tassista che, mentre la riportava a Mestre, ha allertato il 112 comunicando che presto sarebbero arrivati alla stazione ferroviaria. Qui i carabinieri hanno fermato la donna trovandola in possesso del borsello con gioielli e 800 euro in contanti che aveva ricevuto dall'anziana di Ceggia, la quale nel frattempo si era rivolta ai carabinieri di San Donà raccontando che poco prima aveva ricevuto la telefonata di un complice della persona arrestata che la informava che la figlia aveva causato un incidente stradale ed era trattenuta in una caserma dei carabinieri chiedendole una cauzione per la sua liberazione.
Ricostruita la vicenda, la straniera è stata tratta in arresto e condotta nelle camere di sicurezza della compagnia Carabinieri di Mestre. Nella mattinata del 10 gennaio scorso la Polizia di Stato ha arrestato un uomo ritenuto responsabile di rapina aggravata, estorsione e lesioni personali. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo, sospettato di avere commesso diversi episodi delittuosi, tra cui a giugno dell'anno scorso una rapina in via Piave a Mestre. La vittima, mentre si trovava presso uno sportello bancomat, sarebbe stata avvicinata dall'uomo, il quale, fingendo di volerle sottrarre la borsa, avrebbe intimato nel momento concitato ed avrebbe approfittato per impossessarsi del denaro appena prelevato, spingendo la donna violentemente a terra. Ed ora la pagina della cultura, grande successo al Cinema Rossini per l'apertura della 6ª edizione del programma permanente della Biennale di Venezia, che presenta 12 film a cadenza settimanale. Fino ad aprile ogni settimana verrà presentato un capolavoro recentemente restaurato. Con Sbatti il mostro in prima pagina, capolavoro del regista italiano Marco Bellocchio, girato negli anni 70 e recentemente restaurato in 4K dalla Cineteca di Bologna, si è aperta ufficialmente la 6ª edizione di Classici Fuori Mostra 2025, la rassegna permanente organizzata dalla Biennale di Venezia con l'obiettivo di portare il cinema in città tutto l'anno con diverse attività, non solo durante il festival. Un appuntamento fortemente voluto dal direttore del settore cinema e della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica Alberto Barbera. Saranno 12 film a cadenza settimanale fino al 16 aprile, ogni mercoledì alle ore 19 al Cinema Rossini, in versione originale con sottotitoli in italiano. Ogni proiezione è introdotta e seguita da una discussione, l'apertura con il critico cinematografico Michele Gottardi. La rassegna della Biennale di Venezia e della Mostra del Cinema, che viene organizzata fuori stagione, ma in realtà in un periodo molto denso per lo spettatore cinematografico. Abbiamo cominciato con Sbatti il mostro in prima pagina, un film di Marco Bellocchio che ci riporta indietro al 72, anni importanti, anni che poi saranno prodromi di lotte, di guerre interne, di attentati, di depistaggi, di una politica corrotta e di un'Italia senza pace. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Circuito Cinema Comunale, l'Università Ca' Foscari e IUAV di Venezia. Particolari facilitazioni riguardano gli studenti, biglietto ridotto a 3 euro, abbonamento a 25, biglietto intero 6 euro. Così il regista aveva raccontato il suo cinema quando, lo scorso settembre, è stato premiato a Lido con il premio Bresson alla 81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Ormai ciascuno di noi di difendere le proprie idee, se uno le ha, e quindi una lotta anche che può essere dura, difficile, insomma. Io in qualche modo, con tanti limiti, ho sempre, credo, alcune idee in cui credevo, io le ho difese. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo subito dopo la sigla, tra pochissimo, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.